Comandante, c'è questa richiesta per la banchina Todaro, c'è un interesse per Porto Empedocle da parte di grosse navi crocieristiche. Quanto c'è di vero? Sì, assolutamente è vero, sappiamo che c'è un interesse da parte di imprese primarie del settore crocieristico che hanno intenzione di investire su Porto Empedocle. Porto Empedocle è sicuramente un centro nevralgico dal punto di vista sia della naturalezza per la Scala dei Turchi, ma anche archeologico per la bellezza della Valle dei Templi. Ecco quindi che si innesta all'interno del meccanismo dell'autorità di sistema del mare della Sicilia occidentale la possibilità di avere queste navi da crociera che ritornano su Porto Empedocle e ritornano con compagnie primarie. Quindi questo ci consentirà ovviamente di aumentare il flusso dei passeggeri crocieristi su Porto Empedocle. Ecco, in questi casi com'è che si ci organizza? Chi è che deve dare l'autorizzazione? È possibile anche l'attracco per via dei fondali bassi? Allora, le autorizzazioni ricadono nella competenza dell'autorità portuale con cui noi ovviamente collaboriamo strettamente. I fondali ovviamente attualmente consentono l'arrivo di determinate navi con un pescaggio di un certo tipo e chiaramente uno degli obiettivi sarà quello di consentire l'arrivo di navi sempre più grandi attraverso l'escavo dei fondali. Inoltre si renderanno necessari sempre da parte dell'autorità portuale dei progetti tesi a garantire una maggiore fruibilità del porto, quindi la creazione appunto della stazione marittima nuova e tutta una serie di apprestamenti per l'accoglienza dei crocieristi. Quindi questo vuol dire chiaramente maggiore incremento, maggiore flusso turistico e quindi si ricade sulla economia della città? Questo è l'obiettivo sicuramente dell'autorità portuale che sta spingendo molto su Porto Empedocle. Noi come Capitaneria creeremo la cornice di sicurezza per garantire che tutto avvenga secondo quelli che sono gli standard internazionali. Quindi sicuramente sarà nuova economia, nuova possibilità di sviluppo per Porto Empedocle e questo per noi è sicuramente un motivo di vanto. Quali sono le compagnie interessate? Le compagnie interessate secondo le richieste sono le primarie compagnie italiane ed europee che hanno richiesto appunto su tutto il territorio, diciamo, di competenza dell'autorità di sistema la possibilità di far arrivare le loro navi.